Ciao a tutti amici, siamo qui perché finalmente è arrivato il momento di cambiare qualche cosa qui nella nostra regione Friuli Venezia Giulia. Da tanti anni i pescatori e la pesca in generale ha subito un declino devastante, non lo dico io, lo dicono i numeri, e soprattutto la defezione che c'è nei confronti dei pescatori rispetto a quelle che sono le istituzioni che gestiscono la pesca in Friuli Venezia Giulia. Questo perché per anni non siamo stati rappresentati in quello che è l'organo decisionale, che non è l'ente tutela patrimonio ittico, ma è il Comitato Ittico. Comitato Ittico che quest'anno è al rinnovo e si passa da 5 rappresentanti di pescatori e si ritorna di nuovo a 15 rappresentanti per i pescatori. Quindi di nuovo i pescatori hanno la possibilità di rientrare nella stanza dei bottoni e ridefinire quella che è la pesca in Friuli Venezia Giulia. Sono qui oggi perché? Perché vi voglio presentare Enrico. Enrico è il candidato per il collegio 2, il collegio di Monfalcone, Ronchi, Sagrado, eccetera, eccetera. E lo facciamo qui, dal Brancolo. Il Brancolo, il grande assente, perché ce l'hanno chiuso per dei progetti che possono interessare o meno. Ma noi, ad esempio, vogliamo che il Brancolo sia riaperto di nuovo. Una delle tante cose che vogliamo porre in essere. Enrico, dimmi qualche cosa. Cosa dobbiamo fare di questa pesca in Friuli? Beh, la pesca in Friuli, come ha detto giustamente Alex, penso che ormai ha toccato un punto molto basso nella sua storia. Io ho la licenza dall'84, quindi sono parecchi anni, sempre rinnovato, ho sempre pescato in questi canali e ad esempio il Brancolo è sempre stato un luogo che ha sempre attirato pescatori da ogni dove, anche i veneti. Mi ricordavo quando c'era la risalita dei cefali d'inverno, qui si trovavano centinaia di persone. Oggi come oggi il Brancolo è a usufrutto un po' di tutti tranne che dei pescatori. Esatto. Però l'importante è riaprire soprattutto la parte alta del Brancolo per ridare comunque ai pescatori la possibilità di pescare in un posto dove storicamente abbiamo sempre pescato. E c'è stato tolto per nulla. Io non vi dirò chi dovete votare, votate chi volete voi. Io voterò ad esempio Enrico per il collegio 2, voterò Gabriele e Luisa nel collegio 1, perché possiamo votare 2 rappresentanti. Non siamo obbligati a votare nel nostro collegio, possiamo votare fino a 2 rappresentanti, ma l'importante è che andiate a votare, perché andando a votare decidiamo il nostro futuro. Perché lui, come tutti gli altri rappresentanti che saranno votati ed entreranno nel Comitato Ittico, potranno finalmente riscrivere la pesca in Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro, per poter votare con la modalità telematica, che comunque è molto semplice, bisogna però fare un passaggio tramite il sito dell'ente tutela patrimonio ittico, dove ci dovrebbe essere un link che ancora non c'è, al 24, a quasi 2 settimane dalle elezioni ancora non c'è, però ci sarà, spero. Con quello vi potrete scaricare un modulo, sì, con cui poi riceverete un codice per poter votare. Come sempre non sarà facile, però bisogna votare. Bisogna farlo, bisogna votare, bisogna tornare a sedere in Comitato Ittico con rappresentanti che pensano al territorio, ma soprattutto che conoscono il territorio e che amano il territorio. Sicuramente questa è la cosa fondamentale. Bisogna andare a votare, dimostrare che i pescatori amano i propri canali, amano la propria terra, e bisogna che i pescatori si rimpossessino delle vie d'acqua. Non possiamo lasciare che le vie d'acqua sia usufrutto di tutti, tranne che di noi pescatori, che veniamo trattati come degli scarti. E noi siamo le prime sentinelle. Tra l'altro, una cosa non da poco, molti dei rappresentanti che si sono candidati quest'anno sono quelli che quest'estate passata 2022 erano sulle rive dell'Isonzo a farsi un mazzo così, con 40 gradi, un incendio alle spalle, ma a salvare pesce, a salvare tutto quello che si poteva salvare. Queste persone si stanno candidando, queste sono le persone che vogliamo votare, queste sono le persone che conoscono e amano il territorio. Per cui l'unica cosa che vi possiamo dire è votare. Andate a votare e non rompete le scatole, perché se non andate a votare non arrogatevi mai più il diritto di criticare la pesca in Friuli.